e si riporta al centro, dicevo grande impegno anche dal punto di vista umano, ma grande impegno anche dal punto di vista aeronautico, con il suo programma di volo di grandissimo impegno, grandissimo rispetto, comandante Pocobelli, che ci fa vedere. Posso qualche applauso, signori, ancora per Pocobelli. Oltre 7.000 ore di volo di questo pilota acrobatico, come raccontava Massimo, non si è fatto certamente scoraggiare. Ancora una volta sul centro della display line, il fumo bianco a chiudere questo gigantesco looping. Cap 10, monomotore d'addestramento acrobatico ad ala bassa, prodotto dall'azienda francese Avion Madri Mercier tra la fine degli anni 60 e gli anni 70. Un velivolo con circa 540 kg di peso al decollo e un motore. Lo pedaletica anche lui per qualche istante, gravità zero, e poi di nuovo a scendere in questo fantastico programma acrobatico di Paolo Pocobelli. Volo rovesciato in questo momento, va sull'asse, va a chiudere una serie di tonnolenti. Controllato, grazie ancora a Paolo che ci sta facendo vedere che anche una persona apparentemente limitata può superare tutto quello che la vita può imporre dinanzi a lui. E grazie ancora per il suo impegno. Sul dritto ancora Paolo Pocobelli in Cap 10, velivolo molto bello che ha segnato la storia dell'acrobazia mondiale, tantissime legare che questo aereo ha sostenuto nel corso del tempo, un velivolo che vola da moltissimi anni ma che ancora fa vedere le proprie capacità motoristiche acrobatiche. Esatto, Massimo, un aeroplano utilizzato dall'aeronautica militare francese, dalla marina francese, dall'aeronautica militare messicana, la marocchina e ovviamente l'École de Voltige de l'Armée de l'Air, ovvero proprio la scuola di acrobazia dell'aeronautica militare francese. Rientra dalla destra Paolo Pocobelli in un suo programma mix tra voltige e acrobazia, pennellato con estrema bravura ad evidenziare le numerose ore di addestramento, chiude questo cerchio perfetto, piatto, al di sopra delle voie centrali. Fattori di carico durante il volo acrobatico. E li si vedono anche da questo otto che è andato a completare, macchina che viene sottoposta a tante accelerazioni, addirittura dovresti in scheda tecnica percepire quali sono i dati corretti di questo velivolo, sempre bello da vedere. Volo rovescio che può mantenere quasi senza limiti di tempo, ma soprattutto i fattori di carico, pensate, da più 6G fino a meno 4,5G. La parte sinistra della display, via di nuovo in un tonneau lento sull'asse sopra la nostra verticale. Il volo negativo ci sta vedendo Paolo in questo momento, lo recupera, si rindirizza sulla parte destra della linea di volo, virata strettissima per riproporsi ancora una volta su di noi. Belli anche i riflessi di sole sul tettuccio che permettono ai più audaci dal punto di vista fotografico di scattare delle immagini da conservare e portare a casa con estrema soddisfazione. Assetti inusuali, cerchi sparati in cielo, li vedete, generati dal... Si ripropone al centro, ultimi minuti di presentazione. Ed eccolo che punta sul centro della display line, poi via su, tutto ancora una sfogata e un looping che ci rappresenta davvero la grande maneggevolezza di questo Cap. Tu Massimo, una via di mezzo tra acrobazia e voltige, proprio in un momento in cui siamo quasi alla fine di questo pomeriggio, è proprio un piacere sentire il rombo di questo motore. Dicevamo quasi 180 cavalli di potenza, ma lui è... Grande Paolo, e lo accompagniamo con un po' di musica su questo finale di performance. Con noi studenti sull'asse.
questo volo a coltello, comandi incrociati, sempre d'effetto. Ed è ancora un quasi 360 inversione, ancora una volta sul centro della display line, ancora una volta volo rovescio per Paolo Boccobelli, che davvero così vuole salutarci e ringraziare dell'ospitalità. Macchine fotografiche, ecco un'altra incredibile foto. Secondo me Andrea si sta divertendo non poco, il buon Paolo, anche di fronte ad un pubblico così bello, così sensibile, che è il pubblico di Jesolo, in questo Jesolo Air Show 2025, come sempre un programma superbo, un programma ricco di emozioni, un programma che ha presentato degli assetti in volo fantastici, sia dal punto di vista acrobatico, sia dal punto di ammirare questo spettacolo dal largo. Voglio arrivare nella